La Costituzione riconosce a tutti i lavoratori dipendenti il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie annue retribuite. I lavoratori domestici hanno diritto ad un periodo di ferie minimo pari a 26 giorni lavorativi. Le ferie possono essere frazionate in non più di 2 periodi all'anno e devono essere godute nell'arco dell'anno di maturazione. Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nell'anno è fissato dal datore di lavoro tra giugno e settembre. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Nel computo della fruizione delle ferie del lavoratore sono escluse le domeniche e le festività. Le ferie non interrompono la maturazione degli istituti contrattuali. L'indennità di compenso per ferie non godute è lecita solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori di cittadinanza non italiana è possibile, in accordo con il datore di lavoro, godere di un periodo di ferie più lungo per un rimpatrio non definitivo. Il lavoratore potrà accumulare le ferie nell'arco massimo di un biennio. Durante le ferie, i lavoratori con retribuzione mensile percepiscono la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione. I lavoratori con retribuzione ad ore percepiscono un compenso pari ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie e coloro che usufruiscono di vitto e alloggio riceveranno un compenso sostitutivo convenzionale. Qualora il datore di lavoro decida di sospendere il rapporto di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto e il compenso sostitutivo per il vitto e l'alloggio. Il lavoratore può chiedere di sospendere momentaneamente il rapporto di lavoro per gravi e documentati motivi. La sospensione non può durare più di 12 mesi e durante questo periodo il lavoratore non sarà retribuito.